Eccoci qua, buonasera, bentrovati. Quarto appuntamento con Effetto Friuli Giovani, l'altra volta complice anche la giornata, il 14 febbraio siamo stati più leggeri, abbiamo parlato di amore, anche se in realtà poi abbiamo avuto modo di approfondire la questione, non rimanendo solamente al superficiale. Questa volta una questione sicuramente più complicata, meno leggera, ma comunque molto importante, che coinvolge direttamente i ragazzi, molto spesso anche come vittime, la maggior parte delle volte soprattutto come destinatari. Parliamo del mondo della comunicazione, più nel particolare del giornalismo, parleremo in un certo senso anche su di noi, ma per capire come trattare certe notizie, come i giovani possono percepire certe notizie, che effetto possono avere su di loro e soprattutto come trattare le notizie riguardanti fatti che hanno come protagonisti proprio gli stessi minori, in particolare quando si tratta di fatti di cronaca o di vicende decisamente dolorose o di fatti particolarmente complicati. Lo spunto di attualità ci viene da molti casi recenti, da un caso in particolare che ha coinvolto la nostra regione, da un suicidio di un adolescente che è stato trattato con, diciamo, dovizia di particolari da media locali, che ha fatto scatenare anche un richiamo da parte dell'ordine dei giornalisti a quelle che sono le regole del mestiere, in particolare alla Carta di Treviso, documento deontologico di riferimento per quanto riguarda questa questione, ma ci darà la possibilità poi di allargare il tema giornalismo, che è quello che è il giornalismo partecipativo, quello che vede in un certo senso tutti noi come cittadini, come possibili giornalisti, come possibili non solo fruitori di informazione, ma anche portatori, diciamo, di informazione, ovvero come comunicatori noi stessi, e soprattutto anche il nostro intervento sui nuovi media attraverso forum, commenti e quant'altro. Insomma, direi che davvero ci sarà molto di cui parlare. Poi starà a voi ovviamente anche darci le dritte su quelle che sono le declinazioni che vi interessano di più di questo tema così ampio. Io do il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera. Innanzitutto il benvenuto all'Isis Manzini, che questa sera è presente con una nutrita delegazione, con gli insegnanti Laura Sticotti e Davide Asquini. Grazie per essere con noi questa sera. Buonasera. Per essere venuti a trovarci. Saluto Lorenzo Marchiori del Gazzettino, grazie, mi fa piacere averti in nostra compagnia. Buonasera. E saluto Nicola Strizzolo, che è un ricercatore dell'Università degli Studi di Udine, in sociologia della comunicazione, in particolare per questa sera, insomma, parleremo di questo con lui. E Francesco Ciolio, la nostra conoscenza consueta. Buonasera. Partirei subito da Lorenzo Marchiori, visto che parliamo di, insomma, mi metto anch'io in mezzo spesso sul banco degli imputati in questo senso. Qual è la sensazione, qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'etica del giornalismo in Italia? Domanda enorme, ma risposta personale. Ma faccio questo lavoro da più di 25 anni. E devo dire che se da una parte le tecnologie ci hanno agevolato a fare potenzialmente un lavoro migliore, dall'altra si sta perdendo un po' il significato della professione, il senso della realtà. Oggi viviamo in una società che, ancor più che in passato, ha il gusto del sensazionale. Quello che vende è sport e, come si diceva una volta, sesso, droga e rock and roll. Per cui molto spesso anche noi giornalisti dobbiamo confrontarci da una parte con l'esigenza di dare una notizia reale, concreta, fondata, e dall'altra di darla in fretta. Se 25 anni fa c'erano pochi telegiornali in televisione, qualche radiogiornale e i quotidiani, oggi con internet, non solo con i siti web dei media tradizionali, il Gazzettino piuttosto che il Corriere della Sera o La Stampa, ma anche con i social network, che penso che la gran parte delle persone qui usano, c'è l'esigenza di arrivare primi. Quindi non importa quanto la notizia è fondata, ma l'importante è arrivare primi per diffonderla, farla sapere, condividerla e sviluppare contatti internet, perché ogni contatto è un click di pubblicità e quindi uno 0,0 centesimo di pubblicità che viene pagato al sito. Ecco,
il rischio è proprio questo, dare la notizia in fretta, sbagliata, o dare la notizia in fretta senza pensare alle conseguenze che ci possono essere per le persone coinvolte. E è per questo che anche adesso l'Ordine dei giornalisti finalmente ha messo d'obbligo anche dei corsi di formazione per i giornalisti stessi, come avviene già per gli avvocati e per altri ordini professionali, proprio perché non si può scherzare, giocare con la vita e le scelte delle persone. Quello che tra ragazzi delle scuole viene definito presa in giro, bullismo e via dicendo, attraverso i media viene immediatamente amplificato. Tu posti qualcosa su Facebook di buffo riguardante un tuo compagno, devi sapere che un domani quella cosa verrà usata da qualcun altro per chissà quali scopi. Magari tu diventerai assessore comunale e ti ritireranno fuori il filmatino di quando eri adolescente. Da ubriaco. giornalista, internet e social network sono amici o nemici? Ma sono dei mezzi, sono dei mezzi. Un coltello è amico o nemico? Dipende come lo si usa. Un'auto è pericolosa o meno? Dipende come si usa. Se negli anni 50 l'Italia ha conosciuto la motorizzazione, lo sviluppo, e quindi tutti potevano utilizzare l'automobile, andare in vacanza o in gita in lambretta, e quindi l'auto non era più uno status sociale dei ricchi perché c'era la 500, ecco adesso i social network sono un mezzo di comunicazione che possono tutti usare. Sarebbe opportuno conoscere il codice stradale di internet per non andare a sbattere contro un palo, investire il gatto o essere multati e pagare le conseguenze di quello che si fa con questo strumento. È uno mezzo per me favoloso. Io tramite Twitter, tramite Facebook, WhatsApp, piuttosto che Gmail, Gchat e via dicendo, riesco a avere una monte di notizie che è superiore rispetto a un tempo. Cioè Questo sì, però a volte bruciano le notizie, fra virgolette. Ma o no? bruciano in che senso? Non lo so, ha messo il giornalista di fronte alla necessità di agire ancora più in fretta, questo intendo, e quindi in questo senso può essere un po' un nemico. Può essere un nemico nel momento in cui io non so usare lo strumento e credo che sia vero il tweet della Boldrini in cui attacca i grillini, e non so che esiste un sito internet dove posso falsificare il tweet, cioè diciamo la frase, per chi non usa Twitter, la frase attribuita a una persona famosa o meno, posso falsificarlo perché esiste un sito apposta per falsificare. Posso falsificare le foto, posso falsificare le notizie, e quindi il rischio a volte è che qualcuno ci caschi in qualche burla e ne paghi le conseguenze, che non sono solo di credibilità, ma dipende anche dall'argomento di cui si sta parlando. Se io scrivo che Ninetta Friulana è stata uccisa e lavorava in un nightclub, perché l'ho letto su Facebook, e magari Ninetta Friulana invece era una ragazza normale che andava a ballare, ecco che se io scrivo, io giornalista scrivo, prendo per vero quello che mi viene da Facebook, ho letto su Facebook che siamo finiti. C'è il caso di un appello su Facebook per una ragazza scomparsa in Veneto, che continua a rimbalzare, ad essere condiviso da mesi, e giornalisti che continuano a chiamare la famiglia dicendo: ma è tornata a casa sua figlia? È tornata a casa il giorno dopo, ma su Facebook continuano a rimbalzare come eco questa notizia, e la famiglia continua a ricevere telefonate di persone preoccupate per la scomparsa della figlia, per dire. Se ne riflette comunque da un po', parlavamo prima della Carta di Treviso, che è un documento deontologico, diciamo, di riferimento in questo senso, risale comunque ancora agli anni 90, uno dei primi documenti, carte deontologiche per quanto riguarda i giornalisti. Sono passati quindi un po' di anni, direi più di 20 anni, ma anche dal punto di vista della riflessione sociologica, dello studio, delle potenzialità dei nuovi media, a che punto siamo? Cioè veramente abbiamo ancora tanto da imparare, bisogna partire proprio dalla
alla cultura di base. E aggiungo un'altra domanda, sei d'accordo con quello che diceva Marchiori? Oggi sempre di più si richiede il sensazionalismo, cioè c'è questa esigenza nelle persone? Beh, innanzitutto proprio noi persone di una certa generazione che si affacciano di fronte ai social network, per quanto immersi, io credo che abbiamo invece da imparare tantissimo dai giovani. Io insegno, ho la fortuna di insegnare su diversi corsi, ho avuto la fortuna anche di insegnare all'estero e cerco di imparare tantissimo dai giovani perché li vedo veramente immersi in un mondo, in un'immediatezza, per cui il contatto comunicativo diventa molto più diretto e immediato attraverso i social network che magari in presenza e poi in presenza come prima cosa. Per quanto riguarda la velocità, beh, è molto interessante sempre per coloro che sono venuti un po' dopo, che osservano e che studiano, e giustamente ha detto lui di questo eco, e a un certo punto c'è lo stesso stupore che si ebbe di fronte alla fisica quantistica, cioè l'imprevedibilità dei fenomeni virali. Io metto qualcosa in rete che non prevedevo o speravo, ma non potevo prevedere matematicamente che avrebbe avuto un certo successo, e si trova di colpo in tutto il mondo, ripetuto all'infinito. Può essere una cosa carina, può essere una cosa meno carina. Per cui sicuramente ci sono delle dimensioni del tempo, qualcosa che rimane lì, non è un giornale che si butta via, ma è soprattutto un giornale che viene ripetuto e riprodotto in ogni istante. E c'è una cosa che in questi giorni, da un paio di mesi, c'è un fenomeno. Siccome all'interno di Facebook c'è di tutto, informazioni reali, condensate nello stesso contesto, non è come un giornale che allora ha una sezione dedicata magari allo spettacolo, una sezione alla nera, all'attualità, e consci i giovani della manipolazione dei media vanno tantissimo pseudo testate tipo lercio.it in cui si divertono e si autosomministrano da soli disinformazione. Cioè ormai è diventato quasi un gioco il produrre e riprodurre falsa informazione. Questo mi interessa tantissimo come fenomeno, cioè hanno capito che forse non c'è tanto più da credere ai giornali o ai giornalisti, per cui tanto vale a questo punto divertirsi tout court con pseudo informazione di pseudo giornalisti. Questo è molto interessante, si parla tanto di realtà aumentata perché l'apporto di lettura che ci danno i nuovi media, io di fronte a un monumento con un'applicazione posso sapere storia, chi è passato di lì, quindi una realtà aumentata, multilivelli di lettura, ad esempio i Google Glass mi potrebbero permettere questo, ma anche c'è la consapevolezza, visto anche la conoscenza di tutti quei siti di manipolazione dell'informazione, e quindi poi il piacere tout court ormai di fruire di questa informazione e disinformazione legata al divertimento. Quindi secondo lei comunque i giovani hanno, oltre ad avere la manualità, la chiamo così anche se non è il termine adatto, ma diciamo essere comunque dei è naturale per loro. Per loro è naturale avere a che fare, ma hanno anche i mezzi per, come si può dire, per comprendere anche dove sta, cioè, perché bisogna anche capire se li sanno usare non solamente dal punto di vista tecnologico in senso stretto, ma se sanno anche distinguere poi il valore delle diverse informazioni che si possono trovare in rete. Cioè, perché gran parte delle persone lo sa, distinguere quello che c'è in telegiornale se è vero o non è vero, e se non viene manipolato o non manipolato. È più affidabile degli altri mezzi di comunicazione, di informazione, stampa, televisione, visto quello che diceva prima? È meno monolitico, lascia spazio a tante informazioni, possiamo sapere se in questo momento dei giovani vengono massacrati in qualche paese del mondo, poi anche lì sarà interessante perché chiedono autonomia e indipendenza, se lo facessimo noi chissà cosa succederebbe. E dà un ampio spazio, solo che dà uno spazio a una policoralità, tanta informazione e tanto rumore. Se una volta c'erano due mezzi di comunicazione, magari tutti e due mentivano pro parte, nel mezzo stava la verità, adesso le verità sono alla N, ma anche quanto la possibilità poi di dimostrare che non è così, perché se io dico che in questo momento sono altrove, invece tutti mi vedono su Telefriuli, lo stesso può venire attraverso questo panottico capovolto. Faccio solo questo esempio, poi chiudo. Mi secca rubare proprio la scena agli altri. E Bentham progettò un carcere che doveva essere un progetto di carcere perfetto, dove solo un secondino vedeva tutti. Quindi i prigionieri non sapevano se erano visti o non visti, però sotto questa deterrenza del controllo si comportavano tutti bene, perché presumevano di poter essere visti da un secondino che non li vedeva.
una specie di occhio del Grande Fratello. Una specie di Grande Fratello, quindi su internet ci sentiamo tutti controllati in questo senso? No, al contrario, possiamo noi tutti controllare. Sì, appunto, ma chi scrive può sentirsi controllato, questo intendo. Cioè chi c'è scrive un controllo assolutamente sì, infatti che noi presumiamo e che ci porta a comportarci diciamo bene. Che i grandi menzogneri, non sappiamo tutti perché il crimine perfetto è quello che non è stato scoperto, ma i grandi menzogneri giornalisti ultimamente sono stati, molti sono stati proprio scoperti e smentiti e si sono bruciati o giocati la carriera, sia perché non erano dove dicevano di essere, sia perché hanno falsificato, hanno fatto copia e incolla di altre fonti, magari prese da ragazzi. Non hai messo un'immagine lusinghiera dei giornalisti, poi voglio sentire Marchiori, facciamo replicare, solo una piccola pausa pubblicitaria, infatti è tra pochissimo perché siamo un po' in ritardo, tra poco. Eccoci qua, bentrovati, subito la risposta di Marchiori perché dal quadro di Strizzolo non è emersa un'immagine lusinghiera dei giornalisti. E io non sono d'accordo, perché hai fatto una separazione tra vecchio sistema dell'informazione e web, esemplificando, e invece non è così, non è che il vecchio sistema è tutto inaffidabile e il nuovo va a verificare e conferma o smentisce. In realtà è talmente variegato e multiplo che è come entrare in una gastronomia, trovare qualsiasi cibo e decidere che cosa prendere. Allora, in realtà sbagliamo tutti. Per buona fede molte volte e non per complotti che adesso iniziamo a vedere dappertutto. E io in questo momento, ad esempio, per quanto mi riguarda, tendo a non... innanzitutto ho dei miei canali di informazione come lettore, come utente, non come operatore dell'informazione, che conosco e che reputo, perché lo seguo da tempo, abbastanza affidabile. E comunque quando mi viene portata un'informazione di un certo tipo, la vado sempre a verificare. Ecco, io direi che la verificabilità dell'informazione spesso è importante. Cioè, per dire, io la sera lavoro all'ufficio fino a mezzanotte e mi cade l'occhio tra le varie schermate del computer su Twitter, il Twitter di una delle pochissime persone che seguo su Twitter che mi dice il Pergem a Trieste, erano le 10:30 di sera. Questo utente io non lo conosco di persona, però vedo Pergem a Trieste. Cosa faccio? Vado su Google, Pergem Trieste, ultime 24 ore, notizie, qualsiasi cosa, mi trovo un sito che non ho mai visto di informazione di Trieste, Trieste vatte la pesca, che dice ci saranno i Pergem a Trieste, e vedo alle 10:30 che continua ad essere rimbalzato 10 condivisioni, 20 condivisioni, 30 condivisioni, 40, 100, 200, 300 condivisioni, eccetera, eccetera. Io sapevo che il giorno dopo a Trieste il sindaco avrebbe fatto una conferenza per annunciare un grande concerto. Certo. Non mi è bastato questo per risultare. Cioè, se io sono un lettore, dico, che bello, ci sono i Pergem a Trieste. In realtà dovrei dire, che bello, ci dovrebbero essere i Pergem a Trieste, perché dietro il Twitter che vedo, il sito che mi dà la notizia, ci deve essere quello che organizza il concerto, no? E quindi io la prima cosa che ho fatto è cercare verifiche con gli organizzatori del concerto, che mi hanno detto, ti diciamo domani. E quindi io ho giocato un po' sull'ambiguità. Ecco, quindi vedere una cosa... Su una cosa peraltro leggera, esempio ottimo, però su una cosa ma peraltro ci può essere leggera. Su un incidente stradale. Certo. Però dico, lì giocare un po' non crea grossi problemi, nel senso dovrebbe esserci, potrebbe esserci. Ma se qualcuno, se un mio compagno di scuola ha la password di un mio social network e decide di entrare e di dire qualche sciocchezza, dopo vai tu a dire no, non ero io, ma era il mio amico, per dire. È lo stesso, e se il giornalista vede la sciocchezza che hai scritto tu e dopo la riporta, sono un politico e su Facebook ho i miei 500 amici
dico che il Presidente della Repubblica dovrebbe essere arrestato. Piano, sono un politico. Certo, Cioè, le stiamo mie attenti a quello che usiamo. Cioè, abbiamo visto politici inciampare, giornalisti giustamente inciampare, ma è come terra bruciata, siamo nelle praterie dell'informazione che si devono ricostruire e rimodulare in base ai tempi che vediamo. Prime reazioni in tribuna, c'è qualcuno qua? Funziona. Sì, sì, ti sentiamo. Io secondo me penso che c'è notizia e notizia. Secondo me il fatto di, come ha fatto lei l'esempio di questo concerto qua, è una tipologia di notizia che non va tanto a giocare Più vicino al microfono. sulle vite delle persone. Per esempio, il fatto di cronaca, non so, di una ragazza che è stata uccisa o di una ragazza che appunto è stata rapita o comunque è scomparsa, eventi tragici vanno a toccare un lato della persona che è più difficile da affrontare, perché l'insicurezza che dice lei del fatto che questo concerto possa avvenire o non avvenire, sì, non è che preoccupa tanto le persone rispetto appunto a un caso di cronaca nera, magari, che ne so, c'è un assassino in giro, io devo sapere che magari nel mio quartiere, nel mio paese c'è uno che si diverte a uccidere la gente. Quindi questo va a toccare un lato, sì, oltre che sinistro, più importante, perché se so che qualcosa che riguarda la vita sociale delle persone, La sicurezza. la sicurezza, lì dico che sì, va bene, ci deve essere. Lì i giornalisti possono fare le loro considerazioni, ma devono dire le cose vere. Nel fatto di dire un evento secondario, come un concerto o come la nascita di un bambino tra una coppia di due famosi, Pazienza, insomma, dici tu, ci può stare anche sì, non lo trovo utile. Non lo trovo utile e non lo trovo, sì, diciamo pure non lo trovo rispettoso nei confronti di quelli che magari si attendono di vedere notizie che servono, che ne so, come va la borsa. Ah, ok, come tu ti va... aspetteresti, quindi, Sì, perdonami, ho capito male io allora, quindi già Sì. una selezione, diciamo, Sì. parlare meno di cose futili sui giornali, per esempio, ma... Sì, cioè, telegiornali, tipo, che ne so, facciamo... Lucignolo. Non lo considero un telegiornale, Lucignolo, perché la cultura che ne dà, non lo considero un telegiornale, ma tipo un TG1, mettiamo anche, compariamo TG1 con Studio Aperto, vabbè. Dico solo che dovrebbero concentrarsi più su cose che servono, Utili alla società. che utili, che serve sapere, non cose che sono secondarie. Quelle cose secondarie andrebbero fatte, dette, in un secondo telegiornale, in un telegiornale specializzato nelle notizie secondarie. Ok. E lasciare più spazio a quelle Guarda, più principali. questa volta forse io e Strizzolo ci potremo trovare d'accordo. Vediamo se è vero. E chi è che paga l'informazione? Ormai siamo tutti abituati a avere le cosiddette notizie gratis. Cioè io non compro, non si comprano più i quotidiani in edicola, le vendite dei quotidiani in edicola si sono drasticamente dimezzate negli ultimi 10 anni, ma mi leggo le notizie su internet, dove ho le notizie che mi interessano e non le pago. Però i giornalisti che producono le notizie sono pagati e difatti i giornali oggi, se un tempo era 70% vendite delle copie, 30% pubblicità, i ricavi che mantenevano in vita i giornali, i telegiornali, l'informazione, quella tradizionale, ecco che oggi invece i ricavi arrivano soprattutto dalla pubblicità. Perché? Perché se tu vai al bar e chiedi il caffè,
lo paghi. Se chiedi lo spritz, lo paghi, non è che vai al bar e chiedi dammi un caffè, ciao, grazie, arrivederci. Se tu nell'informazione invece oggi prevale l'idea che l'informazione sia gratuita, come se calata dall'alto, tanto se non c'è il professionista che fa il coso, c'è il blogger che ci dà dentro. E in questo modo non si paga la notizia, bisogna fare pubblicità. La pubblicità viene conteggiata in base ai contatti su internet, come un tempo sui giornali era la diffusione, il numero delle copie vendute. Cioè io metto la pubblicità dell'automobile, della mia concessionaria di automobile sul Corriere della Sera di 10 anni fa, so che vende 700.000 copie e una copia all'epoca era letta da 7 persone, sapevo che con la mia pubblicità sul Corriere della Sera 7 milioni di persone in Italia mi vedevano potenzialmente la mia pubblicità e pagavo una barca di soldi. Oggi ho gli spot sui contatti che sono pagati meno. E sai che cosa? Ti dico i dati del sito del Gazzettino, non ti dico ho sentito che i dati. Sai cosa attira? Belen. Oppure anche da questo punto di vista, oppure il fatto di cronaca nera. Più violento è, più contatti ha. Cioè io metto, ma lo stesso accade sul Corriere della Sera. Se tu apri la schermata dell'home page del Corriere della Sera, vedi politica, sport, soldi, sesso, esteri, sangue, sport, Belen, Marianita, la Wanda di Cardi, Hot in costume e via dicendo, perché la gente, cioè i lettori vogliono quello. Sì, ma capisco, ma perché bisogna suddividere le notizie, non è che bisogna mettere sport, politica, Belen. Ma tu cosa condividi su Facebook? Io non sono su Facebook. No, per dire, cosa condividete su Facebook voi? Senza vergogna. Quello che lui stava cercando, il discorso è questo. Questo è un gioco anche da parte dei giornalisti, perché a volte io vedo giornalisti che un po' esagerano. Lo stesso il TG, il TG sì, TG1 ma ti dico mette che appunto Belen. i giornalisti esagerano a volte nel dare le notizie, nel senso o le ingigantiscono e fanno passare una cosa secondaria, come ho detto prima, più importante di una cosa primaria, oppure addirittura mettono una cosa primaria sullo stesso livello di una cosa secondaria, che non è giusto. Non è giusto. E secondo te quindi non è vero che la gente, diciamo c'è questa ricerca, nel senso che il mercato, fra virgolette, anche se è brutto usarlo per le notizie, chiede questo? Il popolo vuole pane e circense. Sì, ma lo spettacolo dei leoni che sbranano i gladiatori. Allora, però se la mettiamo tutta su una fonte di guadagno, cioè chi scrive un articolo su Belen guadagna qualcosa. Mi dispiace, ma il fotografo che scatta Belen guadagna tanto. Sì, ma lo so, ma io ho poca stima di questa persona, perché se io devo diventare una sanguisuga, andare a rompere le scatole, a frugare nella vita degli altri, a frugare nella vita di persone famose, che lasciamo stare qualsiasi vita, per me una vita vale l'altra, non è che io do un valore a una... Ecco. Io ho poca stima di queste persone perché appunto se si parla di privacy, la privacy la devono avere tutti, in ugual modo e in ugual misura, perché andare a fare gossip su una che magari senza veli, uno potrà interessarmi secondariamente, non dico che non mi interessa. Belen, ok, è una bella ragazza, ok, questo nessuno dice di no. Lo nega. Però, sinceramente, che sia in vacanza alle Maldive o che sia a casa sua, a me non ti interessa. Però, e ti chiedo una cosa, e questo lo svilupperemo dopo la pubblicità perché è già tempo di fare un'altra pausa. Scusate, no, tranquillo, anzi ci piace che venga fuori la discussione, assolutamente. Sono venute fuori due cose importanti. Io vedo la parola verità che tu prima hai usato e che mi pare sia qualcosa che poi scatenerà discussioni, ovvero questa verità che si chiede, l'oggettività, se possa o non possa esistere e come la possiamo definire. E poi dicevi, la privacy è uguale per tutti, ecco, non tutti possono
essere d'accordo, perché è giusto per esempio che anche chi governa abbia la privacy a tutto tondo, o che alcune cose si debbano sapere. Se abbiamo affidato il nostro voto a qualcuno, qualcosa si debba sapere della vita delle persone pubbliche? Se non avessimo saputo che Berlusconi andava a sbattersene una Con di una sera, metafora? scusate Frequentava. l'allusione, si frequentava, non avremmo saputo quale meravigliosa persona è. Quindi sì. Quindi insomma la privacy non è uguale per tutti. Sei d'accordo con me C'è in modo questo di senso? utilizzare le notizie, c'è modo di utilizzare le Ok, notizie. distinguiamo. A tra poco. Ben ritrovati, si parla di giornalismo, comunicazione, etica del giornalismo, verità, privacy, tutte parole importanti. Con Dario ci eravamo fermati alla domanda sulla qualità, diciamo, dei temi e la natura dei temi da affrontare, quindi la richiesta di una certa gerarchia da dare all'importanza delle notizie che abbiano utilità sociale, contro invece la richiesta anche di seguire quelle che sono le tendenze del mercato, per così dire. Mirko, aveva un'osservazione a proposito di? Volevo riprendere il discorso del ragazzo di prima e dire che intanto, prima cosa, troppa informazione è disinformazione e che secondo me l'informazione in Italia è più che altro spazzatura, anche come faceva notare lui. Perché secondo te troppa informazione e disinformazione? Perché crea confusione? Sì, perché comunque siamo bombardati da troppe notizie, specialmente nuovi mezzi di informazione come i social, come è emerso prima, cosa che secondo me sono assolutamente una cosa inutile, perché sono un mezzo molto pericoloso e che diciamo mette in piazza affari privati delle persone, che sarebbe meglio che le persone che mettono in piazza la loro vita privata si rendessero conto che probabilmente è come, i panni si lavano in casa propria, diciamo, i panni sporchi. Mettere in piazza per esibizionismo i propri fatti privati, le foto delle proprie vacanze, il proprio figlio, secondo me è solamente un senso di, diciamo, di disagio interiore che chi si sente per sentirsi di contare qualcosa, ecco, di contare qualcosa. In secondo piano volevo, diciamo, criticare un'affermazione che ha fatto prima il ragazzo Dario, sì. Riguardo, diciamo, alla politica e all'informazione. Come diceva, ha fatto l'esempio di Silvio Berlusconi che, diciamo, è stato crocifisso dai giornali per la sua vita privata. Ecco, secondo me questa è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché comunque è una persona che nel bene e nel male è un personaggio pubblico di tutto rispetto, e che quello che fa nella sua vita privata, a me sinceramente, che sono tra i milioni di persone che gli ha dato la sua fiducia e il suo voto, a me dà fastidio. Scusa, perché... questo ti chiedo, perché ma non ritieni che questo solo sia... Berlusconi, No, abbiamo avuto no, ma dicevo perché... Sì, no, ma infatti esatto, anche... cioè non fermiamoci su infatti, quello che volevo... Anche il caso Marrazzo, anche un altro caso che secondo me... Quello che volevo chiederti, esatto. non ti interessa sapere niente di Berlusconi, non ti interessa sapere niente di nessun politico, di nessun rappresentante? Come Hollande ultimamente, che è un fatto più recente, o Marrazzo, come diceva prima giustamente, che faceva la sua vita privata, la conduceva in un certo modo. A me interessa come governa, come governava la regione Lazio, che neanche male sinceramente. Deve andare a toccare anche il fatto di giustizia, perché se la legge è uguale per tutti, tralasciando il fatto, se il caso di cronaca va a indicare qualcosa a livello sociale, cioè che mette tutti sullo stesso piano, bisogna, sì, se appunto questa notizia fa incriminare qualcuno di un crimine che supposto, sì. Ma tra l'altro è datato dalle prove, magari, che ne so, si sorprende uno che si scopre... Cioè tu dici, quando la vita privata sfocia nell'illecito abbiamo diritto di saperlo, se la sua vita privata non nuoce a nessuno... Sì, finché non è sulla vita privata che non va a nuocere le persone quando in generale... Quando si tratta di reato bisogna saperlo. Quando si tratta di... Possibile reato, lì sì, è un po' complicato tirarla fuori, la notizia che Però serve... tu preferiresti sapere come cittadino? Sì. Cioè, se va a toccare appunto le tasche delle persone, sì.
Sì. Quindi Sì, Volevi ovviamente rispondere, poi- ribatto. Diciamo che però ci sono cittadini e cittadini, perché sì, siamo tutti uguali davanti alla legge, nel senso di come veniamo giudicati, però se la mia vita privata, se sono un personaggio importante, diciamo, va a incidere, a nuocere l'immagine del mio paese, è meglio che certe cose non vengano sbattute in prima pagina in tutto il mondo, perché comunque, cioè, Ci non facciamo brutta ci figura facciamo tutti brutta tutti, figura, sì, non secondo vedo me. l'interesse. Ma Devo chiedervi scusa perché abbiamo una chiamata da casa, un secondo solo. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera, mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, mi scusi, pronto? Allora, sì, una cosa, sono d'accordo nel dire che la vita privata in un personaggio pubblico è, diciamo, un fatto privato ed è giusto, però nel caso in cui un personaggio pubblico viene intercettato e si mette a ridere perché c'è stato il terremoto all'Aquila, o nel caso in cui i tumori a Taranto siano fuori scala e venga risposto sono minchiate e questo venga passato in cavalleria dai politici, questo mi dice che la privacy a un certo punto deve essere Messa da parte. messa da parte, come anche c'è un discorso della legge della privacy, i tumori, per fare come si dice, un registro dei tumori, vedere quali sono le cause, perché ce ne sono troppe, c'è una marea di carte sul discorso della tutela della privacy. Passano 10 anni per un monitoraggio e alla fine l'azienda chiude, va all'estero e non paga. Buonasera. Grazie per la sua chiamata. Mi dice come si chiama, che non abbiamo sentito prima? Lucio da Risano. Grazie mille, grazie per averci chiamato. Volevo sottoporre, permettimi, Aurora, vai solo perché c'era una frase che volevo brevemente, sulla quale volevo sentire Strizzolo. Troppa informazione è disinformazione. Quello che ha detto il ragazzo, come lo possiamo... Beh, sicuramente è rumore che permette, che disturba il raggiungimento del messaggio. Tanta informazione crea rumore. Dare gli strumenti per poter selezionare fra tanta informazione è un po' quello che cerchiamo noi di fare come docenti, però alla fine diamo sempre gli strumenti che noi reputiamo migliori. Delle carte di navigazione, diciamo, sì, in questo alla fine mare... però sono sempre strumenti transgenerazionali, cioè quelli che noi in maniera un po' paternalistica reputiamo siano meglio, però effettivamente, ripeto, sento tantissime volte giornalisti dire ma questo lo vogliono i lettori. Io non ho mai non posso parlare per i lettori perché non li conosco, ne conosco pochissimi, cioè nel senso non fa statistica, no, diciamo. non fa una mia analisi. Posso dire però che ormai, non so, insegnerò da quasi 7 anni, 3 corsi all'anno, facciamo una media di 300 giovani all'anno, più i 100 giovani che vengono da tutto il mondo del Laboratorio Internazionale della Comunicazione, con cui coordino seminario sull'utilizzo dei social network all'interno dei loro paesi. E io credo che i giovani si siano accorti del disastro che noi abbiamo compiuto, per cui forse pane e circense no, basta, non sono funziona stufi. più. E vorrei dire una cosa, che addirittura un economista dell'editoria ha proprio previsto questo, che per adesso i giornali cartacei sono un po' dei cassoni che vanno avanti, dove magari c'è il giornalista bravo, il giornalista eccellente, c'è anche il giornalista che segue una certa etica, perché in ogni settore c'è il bravo, adesso non... come in tutti i lavori. Esatto. Sì. E quindi vengono tutti portati avanti, mantenuti giustamente, ha detto giustamente, tutti questi sistemi di informazione non producono notizie, non producono programmi, producono pubblico da vendere alla pubblicità, per cui più pubblico produci più incassi e quindi lì poi c'è una massificazione anche del prodotto. Ma la cosa interessante, diceva, proprio la possibilità di questa nuova generazione di poter scegliere con un click, cosa che anche ha detto giustamente lui, potrebbe sul lungo periodo, a parte la morte, il dissolvimento di tutto che è cartaceo, si vede lo spostamento dalla pubblicità al cartaceo, alla pubblicità online, potrà dirlo lui in maniera più anche con dati sicuramente precisi, ma mandare a casa tutti quegli orpelli che magari sono lì per vari motivi, perché si suppone che l'attore voglia meno frivolezze, e magari lasciare effettivamente scegliere
articoli di qualità, e badate bene perché tutti questi giovani parlano inglese molto probabilmente meglio di tutti noi qui, senza offesa magari per i Dopo presenti e l'interroghiamo, con errore, per cui il panorama adesso non è soltanto locale, è un panorama internazionale, è un panorama globale, per cui effettivamente la sfida che io dico loro: voi non avete più come territorio l'Italia, sì, avete come territorio il mondo, sia per vendere voi stessi ma per acquisire quindi informazioni. Marchiori, esatto. brevissimamente. Do ragione a strizzolo. Oh. Difatti c'è l'esperimento che sta conducendo The Guardian nel Regno Unito, che è quello allora, mentre in Italia la commistione diciamo tra informazione colta e informazione pop trash è molto, diciamo, c'è commistione altissima, per cui al TG1 possiamo vedere la formazione del nuovo governo come la nascita del nuovo figlio di qualche coppia celebre, sì, trattate alla pari. All'estero, in determinati paesi, specialmente nel mondo di cultura anglosassone, c'è una distinzione tra quotidiano importante e quotidiano leggero, per cui le notizie popolare in Inghilterra che dà The Guardian non le dà The Sun, e The Sun non dà e viceversa. The Guardian adesso sta spremendo moltissimo sull'informazione online, tanto che punta nel tempo a diventare non il quotidiano del Regno Unito, punta a diventare il quotidiano del mondo, perché con sedi negli Stati Uniti, in Europa, in Africa, Sud America, Australia, Medio Oriente, Cina, Giappone e via dicendo. D'accordo. Per cui in un unico portale, come avviene per Google, uno potrà accedere in qualsiasi momento alle informazioni non italiane, che ormai abbiamo capito che lo Stato nazionale di fronte alle informazioni, lasciamo perdere il calcio, economiche e via dicendo, riguardano tutto il mondo, per cui alla fine... Dobbiamo andare in pubblicità un attimo, prima l'angolo dei saluti. Giorgio e Cristiano, come sempre i migliori, chi sono? Beh, se vediamo dopo sono i migliori, dobbiamo sentirli però. Argomento molto interessante, complimenti da Alessandro. E poi un saluto a Mattia in studio e al presidente del Udinese Club Spilimbergo, da Elisa di Spilimbergo, quindi saluto anche l'Iva, associamo. E poi ancora c'era un altro messaggio, vediamo se lo trovo. Volevo salutare Aurora, José, dico giusto, sei tu? No, chi è? Sono io. Tu? Dico giusto, José? Giorgio, Cristiano e Salvatore, mi ricordavo male il tuo nome, scusami. A tra poco, pubblicità. Eccoci qua, ben trovati. Volevo sentire il professor Cioli sul tema, perché ne abbiamo messo tanta carne al fuoco. Sì, buonasera. Dopo aver sentito gli esperti trattare questo argomento in questo modo, niente, volevo in qualche modo intervenire dimostrando qualche perplessità riguardo all'ottimismo da parte della rete di autoregolarsi. Certo, i giovani che hai tu di fronte sono i giovani più esperti dell'ambito della rete e sono quelli che sono anche capaci di prendere in esame in maniera consapevole e coscienziosa di che cosa è capace la rete. Ma noi sappiamo che internet è usato soprattutto dai giovani e non tutti agiscono con la stessa responsabilità, la stessa consapevolezza. Allora noi diciamo, noi in senso che ci siamo anche con noi come insegnanti, e che ci troviamo di fronte a ragazzi che invece sono di fronte a queste notizie e non sempre riescono a capire quello che è vero, quello che è falso, quello che è fake, quello che è reale. Allora esiste o no una deontologia professionale da parte di un giornalista serio? Ma più che altro nel momento in cui noi diventiamo giornalisti non solo come ricettori ma anche produttori, perché nel momento in cui noi siamo su internet diventiamo anche direttamente produttori, quindi anche noi diventiamo dei piccoli giornalisti e non possiamo permetterci, anzi non possiamo essere così bravi da avere già una deontologia. E quindi il problema è appunto essere capaci di capire che ci dovrebbe essere forse qualcuno autorevole, qualcuno capace, qualcuno coscienzioso, qualcuno dotato di un'etica.
e tutto il resto invece dovrebbe essere un chiacchiericcio gioioso, festoso o maleducato come lo vediamo su internet. Poi quest'ansia che abbiamo di essere sempre connessi, di essere sempre attaccati in maniera simultanea alle notizie sia da parte nostra sia da parte del mondo, porta a una sorta di inautenticità. Io mi sono affascinato, per esempio, una cosa che ho scoperto da poco, perché non tutto si sa subito anche se c'è internet, ho scoperto questa idea che un politico, per esempio, non è che deve essere un bravo politico, ma deve avere quello che si chiama in termine tecnico, e chiedo conferma, la political hypocrisy, che significa l'ipocrisia politica, ovvero essere magari un delinquente ma non farsi beccare, perché l'importante non è essere veramente un uomo di qualità, un uomo tutto d'un pezzo, è solo apparire di fronte ai 1000 mezzi di essere in qualche modo intercettato, apparire come un politico integerrimo. Si chiama the political hypocrisy. Sbaglio? Ma sai, è sempre il discorso del mezzo di cui facevo all'inizio. Quindi però risultiamo molto tu meno... Tu dici, bisognerebbe che ci fosse qualcuno che controllasse e moderasse. Allora torniamo ai paesi in cui internet è sotto controllo nazionale e passa solo alcune cose, e quindi lo potremmo chiamare assenza di democrazia. Diciamo che ci vorrebbe un'etica condivisa, perché è ovvio che la dovrebbe deontologia... essere pian piano un'etica condivisa. Il politico deve essere... Cioè, mentre se una foto nostra, mentre ci mettiamo le dita sul naso, fa ridere o interessa una stretta cerchia di persone per cui alla fine non interessa nessuno, e se un politico, o se siamo alticci, abbiamo esagerato con un bicchiere di vino, o stiamo facendo i buffoni, interessa a poche persone, il politico che deve... diciamo, ha qualche responsabilità in più, il manager, il capo di una grande azienda, insomma, invece deve misurarsi con queste cose, per cui da una parte c'è, rispetto a una volta, maggior compressione, per cui anche i politici che scrivono su internet buongiorno mondo li perdoniamo, perché ormai viviamo in un mondo in cui tutti dicono buongiorno mondo e non c'è nulla di male. È ovvio che dall'altra parte se sgarrano pagano, per cui puoi chiamarla ipocrisia, ma io credo che sia dovere del politico misurarsi. Poi ci sono i troll, che è tutta un'altra cosa. Sentiamo un attimo ancora qua, voleva replicare? No, non c'è problema, non l'ho visto. È il mezzo. Dicevo sul fatto che l'essere di fronte sempre a uno spettacolo, a una cosa sensazionalistica, presuppone il fatto di non essere autentico, e quindi questa grande simultaneità, questo grande schermo sempre puntato su tutto ciò che accade, presuppone che la verità sia quello che si vede, non tanto quella che è. Già la verità è difficile da... e qui apriamo un tema importantissimo, infatti c'era anche Orazio, mi pare che fosse una delle cose sulle quali voleva parlare, poi arrivo che da Strizzolo volevo sentire un po' di opinioni tra i ragazzi prima, perché si erano accumulate. Io volevo dire che al giorno d'oggi è vero che con la comunicazione, con la tecnologia abbiamo modo, soprattutto noi giovani, che siamo più veloci comunque ad utilizzare queste fonti. Abbiamo tante informazioni, ma secondo me è disinformazione, come diceva il ragazzo, perché tanti di noi non vanno ad informarsi, magari io clicco su Google per l'ultima notizia, però non vado a verificare dopo, a vedere quante notizie dicono la stessa cosa per verificare se realmente è la verità. Se devo fare un compito, spesse volte capita, prendo la prima notizia che mi è uscita, verità, non verità, io scrivo quella, però cosa sto scrivendo? Cioè non è che ce lo poniamo sinceramente questa domanda, soprattutto noi giovani magari. Poi il fatto dei social network, io penso che una persona sia cosciente e comunque deve essere soprattutto responsabile di ciò che scrive e di ciò che pubblica. Dal momento in cui io pubblico una foto su Facebook, io sono cosciente che mi può arrivare sia un complimento che magari anche un non complimento o un danno, come può essere una denuncia o altro, se magari causo un danno a un'altra persona. Tu dici, io penso che sia
che deve essere, c'è una bella differenza, cioè pensi che si debba essere ok, ma anche che sia facile essere, cioè che tutti abbiano questa consapevolezza? No, non tutti sono consapevoli di questo, penso che appunto il saper utilizzare, come diceva prima il giornalista, diceva che noi abbiamo i mezzi, però comunque spesse volte non sappiamo cosa stiamo andando incontro, cosa stiamo andando a fare. Dice lui, esatto, quello che si raggiungerà. Anche perché non succede solo nei social, ma comunque anche nella vita normale, come per esempio il bullismo nelle varie scuole o comunque anche nella strada. Passa un ragazzo che magari è vestito meno firmato di me magari, o con il suo stile personale che magari non è quello alla moda, pantaloni verdi, capelli rasati tutti, che oramai sono tutti maschi stampati uguali, tutte le ragazze stampate uguali, cioè ce li mettiamo 5 ragazzi insieme, tutti uguali, e magari quell'altro viene considerato lo sfigato della situazione o altro. Lì io faccio bullismo, o comunque il mio giudizio ha un influsso. Io dovrei sapere, in teoria, dovrei prendere in considerazione che ciò che dico a una persona può dare fastidio, a un altro invece no. E devo anche sapere soprattutto che posso andare incontro a determinate cose. E un'altra cosa che volevo dire, dal momento in cui un personaggio pubblico diventa un personaggio pubblico, o comunque sceglie di seguire quella strada, quindi come un politico per esempio, che dovrebbe rappresentare tutto il nostro paese, il popolo che lo vota, secondo me sa già che è un ruolo che sceglie lui, che si candida lui, noi andiamo a votarlo, quindi sa già che la sua vita privata verrà messa in piazza, verrà messa, esatto. Quindi capisco che io posso dire anche un'esperienza personale. Sì. A me capita spesse volte, comunque per fatto di una minima popolarità che posso avere io a scuola o anche fuori scuola per i vari miei ruoli, mi capita spesso che tipo qualche ragazzo mi prenda la foto di Facebook o il mio stato di Facebook o altro, e spesse volte io sono so cosa vado a pubblicare, e magari quando pubblicano una mia foto così mi dà fastidio, però sono cosciente che l'ho resa pubblica, che magari una persona che mi vuole male o mi vuole bene comunque la può prendere. Questo è per tutti i ragazzi, quindi la privacy, cioè, me la vivo male anch'io o tutti gli altri ragazzi che magari vivono una situazione del genere. Però io la posso gestire preventivamente, in un certo però senso. Io penso che comunque è inutile dare la colpa ai giornalisti in questo caso, perché ti privano della tua privacy, perché come ci sono altri politici o altre VIP, non sappiamo nulla della loro vita privata, perché frequentano determinati posti. Invece io penso che se una persona esce sui giornali e altro, va anche a ricercarsi lui o lei, come la Belen dicevamo, finché noi compriamo i giornali. Questo discorso l'avevo capito, tu volevi intervenire anche sulla verità poi. Esatto, era una cosa che, sulla verità. Questo tema vorrei aprirlo, ti metto solo fretta perché non abbiamo ancora moltissimo di trasmissione, penso che sia un tema che poi prenderà molto. Andrà un po' controcorrente i giornalisti per la prima volta, però penso che spesse volte basta prendere i giornali la mattina, prendere 5 giornali diversi, lo stesso fatto accaduto, può essere un crimine, qualsiasi cosa, vediamo 5 titoli diversi. Ogni titolo diverso fa recepire al lettore, chi segue attentamente, una cosa differente, che può essere il messaggio, magari lei ha ucciso questo perché, e uno lo giustifica, un giornalista. L'altro giornalista invece sull'altro giornale, perché all'altro giornale interessa far recepire al lettore quel messaggio, perché bisogna vendere questi giornali, e noi, è inutile raccontarcela, non compriamo più i giornali quando leggiamo cose positive. A noi ci piace leggere un dramma, quando uno si è ammazzato, uno purtroppo ha avuto questo incidente, l'altro la moglie l'ha ucciso. Insomma, sei d'accordo con quello che diceva prima Marchiori sulle cose che attirano poi alla fine? Però non è giusto, perché soprattutto per noi che dobbiamo ancora crescere o comunque apprendere determinate cose in questa società, in questo mondo, cresciamo male, perché non sappiamo a cosa stiamo andando incontro, perché noi cresciamo con un'idea che loro ci vogliono imporre, diciamo. Sì, però al tempo stesso tu dici che ci sono tante idee, cioè sì, però tante persone non sono capaci. Nel confronto qualcosa dovrebbe uscire, cioè
Non pensi che comunque poi alla fine anche chi scrive, chi è editore di un giornale, lasciando stare poi le cose proprio fatte ad arte, ma comunque partiamo solo dalla semplice, chi racconta ha una propria, è una persona, quindi in qualche modo comunque racconterà a suo modo. Ecco, è questo che mi preoccupa, perché se è una persona appunto e va a raccontare determinate cose, che come può essere un fatto accaduto stamattina per esempio, ed è una persona, perché mi deve venire a raccontare una bugia perché io lo legga? Ma non serve arrivare alle bugie, 5 titoli diversi dicono la stessa verità. No, ma, perché se noi, basta vedere anche i telegiornali per esempio. Con dei messaggi diversi. Il telegiornale che magari riguarda una posizione politica e guardiamo un altro telegiornale che riguarda un'altra posizione politica, giustamente quella che è orientata verso una certa parte mi racconta la sua verità, l'altro mi racconta l'altra verità. Sì, certo, sta a noi recepire e capire qual è la verità giusta o altro proseguire. Però non è facile. Non è facile. Allora, dopo la pubblicità si è prenotato anche Mattia. Tra l'altro, Mattia, arrivano anche delle domande per te via messaggio, quindi preparati. Te le farò leggere in pubblicità così ti prepari. Tanti saluti ancora a Iura, in particolare. Iura? Dico bene? Chi è? Sei tu? Ok, tanti saluti per te, un saluto al grande Mattia, poi da Saba, e un altro messaggio mi piace leggerlo prima della pubblicità. Ascoltando i nostri ragazzi mi accorgo che a volte dimostrano più maturità di noi, una bella speranza per un futuro migliore, quindi direi che è una bella cosa. Stefano Costner della seconda LS, seduti a destra, alla mia destra. Ah, ok, io ho letto come nome e cognome, sono presa dall'euforia di Carolina Costner per quello. A tra poco. Eccoci qua, bentrovati, mi dovevano avvisare perché ci stavamo ancora prendendo qua dalla discussione. Allora, c'era Mattia che voleva intervenire, tema verità. Ma più che il tema verità si parla del tema giornali. È chiaro che se ci fossero, come ha detto Aurora, ha parlato del fatto che in una stessa notizia si diano 5 titoli con 5 opinioni, fra virgolette, diverse, ma se ci fossero 5 titoli tutti uguali con la stessa opinione in 5 giornali, io credo che ci sarebbe una netta perdita di tempo, quindi è giusto anche che ci siano delle diversità da un punto di vista di pensiero, politico, eccetera, eccetera, quindi se fossimo tutti uguali sarebbe una noia pazzesca. E poi infine volevo aggiungere una cosa riguardo al fatto sì, della verità. Il giornale scrive per il proprio pubblico, il giornalista scrive per chi legge e chiaramente le idee di chi legge condizionano un po' il giornalista che scrive, quindi in questo senso è chiaro che tenderà a favorire, a metterci dentro anche le sue idee per continuare a vendere, perché chiaramente lo scopo di un giornale, da che mondo è mondo, è quello di vendere e quindi magari anche... Non è quello di informare? In primis è quello di vendere. Chiaramente, chiaro, bisogna anche informare, però secondo me determinati giornalisti, poi è chiaro che non tutti sono uguali, però anche pur di vendere cercano di far interpretare una situazione, una dichiarazione di un personaggio famoso in una certa maniera per attirare più attenzione, per vendere di più e per suscitare un maggior consenso, perché è chiaramente quello lì è lo scopo. No, io ti stuzzicavo, ero d'accordo con quello che diceva Marco, che era un po' quello che dicevi tu adesso, d'accordo, però dire che è lo scopo è un po' una cosa, cioè, nel senso... Ci sono diverse gradazioni, ci sono diverse gradazioni, ma come in tutti i lavori. Cioè, anche nel cibo, nella ristorazione, se lo scopo è vendere, vendiamo panini con l'hamburger dentro come fuori allo stadio, quando si hanno fame, poi ci sono diverse gradazioni. È ovvio che a furia di vendere però cibo o notizie avariate non si va da nessuna parte. Aurora voleva rispondere, poi abbiamo ancora 2 interventi. Sì, volevo dire a Mattia, il mondo è bello perché è vario, sì, bellissimo, però cioè, io non trovo... Sì, in un articolo bisogna essere anche oggettivi ma anche soggettivi, senz'altro, però l'informazione è quella, io ho ucciso mio marito, lui mi deve dire che io ho ucciso mio marito, poi che faccia un'osservazione personale... Però non sempre è così semplice, sì, Aurora. Lo so, non è semplice anche perché bisogna raccontare un fatto che non si è No, ma vissuto. perché non tutto è così schematico. Perché cioè non è... hai ucciso tuo marito?
Non ce l'ho, però. Pensa a qualsiasi caso di cronaca complicato del quale si sta parlando magari da anni, esatto. e soprattutto conta che spesso si parla di casi di cronaca quando ancora non sono risolti dalla stessa autorità giudiziaria, quindi se la verità non è stata accertata neanche a quel punto, come fai a pretenderla da chi non è... Sì, infatti, no, ma io dico, io mi rendo conto anche perché secondo me un giornalista ha tantissime responsabilità in ciò che scrive e quindi automaticamente si prende, cioè, tante colpe anche quando magari non le ha, perché spesse volte i giornalisti, a mio parere, non hanno tutte le spiegazioni possibili che magari un giudice o le autorità hanno, quindi spesse volte si ritrovano a dover spiegare a un pubblico determinate cose quando non hanno tutte le nozioni per farlo, però io dico... Sì, è vero, tutto questo esiste, questa problematica, ma non trovo la difficoltà nel dire, cioè non la difficoltà, ma io vorrei leggere il dato di fatto, cioè quello che si sa realmente, riportarlo realmente, poi che ci sia un'osservazione o che ci sia una scelta personale di magari di tendere da una parte o dall'altra. Distinguere l'opinione dal fatto, esatto. Questo sicuramente è indubbio, quello che volevamo sottolineare è che ogni tanto, cioè non in tutte le cose è così facile, insomma. Prego. Niente, io volevo solo dire una mia idea, che cioè, secondo me è inutile stare qui a parlare, a discutere di queste problematiche senza chiedersi il perché e da dove è iniziato il tutto, da cosa parte il diffondersi di false notizie, da cosa parte il motivo per cui, come diceva il professore prima, un politico deve essere politico solo davanti al pubblico. Io non sono assolutamente d'accordo su questo, perché se una persona fa una statua, diciamo, dà delle ideologie di se stesso davanti al pubblico e poi per sotto tira l'acqua al suo mulino, è una persona falsa che secondo me non è in grado di governare o di dirigere uno Stato. Sì. Un'altra cosa è ancora l'argomento iniziale, che è la priorità di alcune notizie. Sì. Prima è stato detto che certe notizie vengono passate perché sono i lettori che le vogliono leggere. Ma perché vengono passate? È vero che il lettore le vuole leggere, ma a questo punto è anche il giornalista che si adegua a quello che il lettore vuole. Se un giornalista è coerente con delle ideologie se fosse coerente con delle ideologie e volesse passare quella che è la verità, anche se il lettore non la volesse leggere, lo dice lo stesso, perché la verità, sì, molto spesso la verità non vuole essere detta, mentre sarebbe quella da dire. Ti ho un po' perso nell'ultima parte, ma penso di aver... No, forse sono stata... Se il discorso è no, chiaro a no, tutti, forse sono solo io. Ha detto bisogna dire la verità andando contro anche al bisogno no, di non era un problema tuo, sono io che mi ero probabilmente persa fra i messaggi e tutto. Ok, sotto qua? Io sono Valentino. Vorrei solo aggiungere che purtroppo la nostra è diventata sempre più la società dell'apparire e la figura che facciamo su giornali, social network, anche in giro per il mondo non è tra le migliori. Noi italiani si sa siamo bravi sempre a sparlarci male, a parlare male di noi, a piangerci addosso e secondo me questo atteggiamento dovrebbe essere cambiato. Avremo bisogno di persone che invece di piangersi addosso si rimbocchino le maniche e lavorino di più e avremo bisogno di più persone che siano per noi un esempio concreto. Per esempio ci sarebbe bisogno di più vir bonus dicendi peritus, citando Catone il censore. E questo per dire che le due qualità che dovrebbero essere da esempio nei nostri rappresentanti, quelli che rappresentano la nostra nazione anche all'estero, dovrebbero essere onestà prima di tutto e poi agire per il bene nostro e comunque per il bene della comunità, di tutti i cittadini. Scusa, il giornalismo in questo secondo te può avere un ruolo di controllore anche della classe politica o di... Sì, il giornalismo è importante in questo ambito, è importante anche con le notizie che sforna quotidianamente.
le notizie naturalmente devono riportare la verità dei fatti, la verità, bella o brutta che sia, va detta, in maniera da far capire a che persone ci troviamo di fronte. Se una persona parla bene, appare bene, come dicevo, siamo nella società dell'apparire, però è giusto secondo me anche scavare un po', non ovviamente troppo, nella vita privata per vedere se questa persona è e fa veramente del bene oppure appare ma non è. Perché alla fine per quanto è utile al cittadino, sì, insomma, cioè quello che può interessare. Sì, per quello che può interessare, okay. Ovvio, non serve andare a cercare proprio grandi fatti privati, solo alcune quello che può interessare, sottigliezze che possono interessarci. Okay. Chiarissimo. Possiamo passare il microfono poi anche qua? Intanto c'era un intervento qua dietro, credo. No, io volevo dire che sì, sono dette tante cose questa sera, però secondo me ogni giornalista ha la propria opinione e quindi scrive la propria opinione. Poi sta in chi legge pensare alla propria opinione e dire la propria opinione, perché se tutti avessimo la stessa opinione, allora tutti i giornalisti scriverebbero le stesse notizie e non ci sarebbe più neanche voglia di informarsi. Quindi secondo me è giusto che ogni giornalista scriva quello che pensa e poi ognuno recepisce e poi... Tu dici dal confronto, comunque c'è un controllo nel confronto tra le diverse opinioni, io posso prendere quella che più ritengo vera o un po' di tutte, insomma. Sì, ognuno è libero di scegliere quello che... Chiarissimo. Prego. Allora, volevo dire che secondo me esistono 3 tipi di informazione, di prima mano, di seconda mano e di terza mano. Allora, di prima mano... Sei partito convinto, no? Mi sei piaciuto. Ma era da un po' che ci stavo ragionando. Di prima mano... Adesso non volevo bloccarti, di prima mano può essere un articolo messo per esempio su... Viene pubblicato direttamente, 24 ore, sì, ok. Uno lo legge, comunque... non può essere tanto fantasioso su un giornale così importante, quindi uno autorevole comunque, tieni il microfono fermo, sì. Ok. Però magari poi arriva un blogger, legge questo articolo, lo modifica un po' e lo mette sul suo blog su internet e lì arriva un altro lettore che però lo legge modificato e qua è già notizia di seconda mano, poi va a dirlo su un altro sito, per dire, o su Facebook o dove vuole, in un altro modo ancora, modificando un po' qua, un po' là, e diventa di terza mano, un po' come il gioco del telefono, no? Sì, senza fili. Sì, il telefono senza fili, sussurri nell'orecchio del compagno e dopo un po' si perde la frase che era all'inizio, no? Sì. E tutto ciò, secondo me, è la causa principale che crea la disinformazione. Troppi rimandi. Sì, perché alla fine a un lettore comune, come possiamo essere io o molti altri, che magari legge una notizia su Facebook... può dire, può essere vera secondo me per quello che ne so e poi non si va a documentare come diceva Aurora, questo crea una conoscenza del mondo, comunque di quello che ci circonda, modificata da altri e questo crea disinformazione. Quindi insomma ogni notizia sarebbe bene che attingesse direttamente alla fonte primaria, troppi passaggi creano confusione. Come può esserci? Sì, non confondetemi perché qua tutti si prenotano, volevi concludere? Vai Mattia. Ma concludo solo dicendo che intanto chi legge un'informazione e poi la riporta sul suo blog dovrebbe principalmente citare la fonte, se non altro, perché... Dovrebbe, ma lui attestava la situazione di fatto, insomma, poi non sempre accade. Appunto, volevo citare una situazione che poi chiaramente non sempre accade, perché sappiamo che c'è gente che in giro che chiaramente legge quotidiani o giornali di insomma qualunque tipo, riporta sul suo blog le stesse informazioni come se fosse una notizia sua e che avesse scritto lui, ma purtroppo le cose stanno in maniera diversa. C'era anche Dario e poi dobbiamo andare un attimo in pubblicità, quindi un telegramma. Vorrei dire che, tornando al discorso sempre della verità, che sì, con quello che ha detto il ragazzo prima del fatto che tante opinioni è meglio che ci siano. Meglio che ci siano tante opinioni che magari vanno anche sono in contrasto. Sì, d'accordo, va bene, è giusto che ognuno la pensi come appunto la sua persona vuole, però bisogna anche pensare che se bisogna trascrivere su questo articolo la verità, bisogna andare anche oltre a ciò che si pensa, cioè
se devo scrivere la verità, non devo scriverla secondo quello che penso solo io. Io vorrei comunque che voi specificaste la verità, perché bisogna anche pensare che ci sono dei fatti semplici. Io sto parlando e quello, è una frase semplice, un atto semplice, ok, ma se parliamo anche di eventi importanti, anche spesso non so, ci deve essere un lavoro di ricerca, l'accuratezza può essere importante, la buona fede, il cercare di far tutto per arrivare alla verità, ma esistono per esempio le inchieste per cercare di arrivare alla verità, ma non è così facile, quindi non scriviamo niente di niente finché non abbiamo la certezza assoluta, quindi dobbiamo trasformarci in giudici, ti chiedo. In un certo senso, sì, trasformarsi in giudice comporta dei rischi perché non si sa esattamente. Allora aspetta, la domanda era difficile, facciamo una piccola pausa pubblicitaria, ti interrompo solo per quello, poi torniamo per l'ultima parte. Ultima parte della nostra trasmissione, giustamente come mi suggeriva in pubblicità Marchiori, pensa a quanto ci si divide solamente parlando di calcio, era rigore, non era rigore, o era gol, aveva passato la linea, non aveva passato la linea. È un esempio stupido, però per dire, insomma, cosa accade. Perché magari c'è un concetto anche di parte, perché tutti hanno una squadra del cuore, hanno un politico che gli sta simpatico, ci sono tanti modi per... Prego. Ci sono tanti modi per... No, ti stavamo confondendo noi perché ho saputo che c'è una telefonata in linea e stavamo comunicando con i cameraman. Vai. Sì, ok, ci sono tanti modi per giudicare un articolo, un evento. Però io dico che bisogna andare oltre al proprio pensiero di parte, bisogna dire le cose come stanno senza prendere le parti di squadra, politico, eccetera. Per esempio, un esempio in economia, il fatto di discutere se c'è crisi o meno, c'è chi pensa che non ci sia crisi. Tu dici ci saranno dei dati oggettivi che ce lo dicono? Appunto, ci sono. Però questi dati dov'è che sono? Non si sa, magari vengono messi alcuni dati che però non sono veri, quindi... Se li diamo parzialmente falsificano la realtà. Sì, cioè non sappiamo che rapporto c'è, che confine c'è tra verità e... interpretazione. Verità, tra virgolette. Ok. Quindi, sentiamo da casa un attimo, pronto? Sì, buonasera. Con chi parliamo? Sono belli i nostri ragazzi, Com'è? Allora, ascolti, volevo dire due cose. Allora, ascoltavo il giornalista che diceva prima che i giornali campano ormai di pubblicità e che alla gente bisogna dare quello che chiede, pane e circense. È il ragionamento di molti giornali. L'informazione non dovrebbe fare anche formazione, cioè non dovrebbe dare il meglio alle persone e aiutare la società ad evolversi, a progredire, a dare l'intelligenza, praticamente, le informazioni più chiare, più stimolare dettagliate. la gente a non volere solamente quelle notizie, diciamo, frivole. Dovrebbe educare in un certo senso. No? Okay. E poi, vede, i giornali non sono i guardiani dovrebbero almeno essere i guardiani della democrazia, invece mi pare che sono i servi ultimamente dei padroni o degli oligarchi. Ecco, due piccole considerazioni e grazie. Lei le chiama piccole? Ci arrivano proprio in chiusura di trasmissione, meriterebbero una discussione lunghissima. Grazie comunque per averci chiamato. Allora, parola alla difesa, che chiedo brevemente perché siamo in chiusura, ma sarà difficile farlo brevemente, ma la risposta di Marchiori e poi andiamo a trarre le conclusioni con gli altri ospiti. Questa che io ho descritto è la realtà di oggi. Non ho detto che è la realtà migliore o giusta. È una situazione di grande confusione per il mondo dell'editoria, dell'informazione, e si evolverà, a mio avviso, in un qualcosa di più affidabile, di più credibile e affidabile. Nel tempo vince sempre la qualità. Li abbiamo lasciati in silenzio per tutta la serata e chiedo loro scusa, però mi piaceva sentire poi le opinioni dei ragazzi. A parte che sono arrivati tantissimi saluti per il Manzini, per il vostro lavoro, quindi mi fa piacere, poi tanti complimenti, soprattutto per il professor Asquini.
Grande uomo, grandissima persona. No, no, veramente, non sto scherzando. Tantissimi saluti. E invece rassicurazioni per mamma Sticotti. Tutto a posto? A casa. Ci contavo. Tutti dormono, insomma, trasmetto questo messaggio. Perfetto. Qualche considerazione finale con voi, allora? Sì, a me ha fatto piacere notare che vi è meno disincanto in loro rispetto a quello che si potrebbe pensare. Li vedo svegli, attenti e anche piuttosto critici. Penso che la scuola abbia un compito importante in questa situazione così difficile anche, ovvero dare loro appunto la giusta dose di criticità nei confronti delle informazioni. Sono già, secondo me, molto attenti comunque, sanno che le verità sono molteplici e quindi a noi spetta questo compito, far capire loro che i punti di vista possono essere tanti e che la verità va ricercata con pazienza, soprattutto grazie ad un confronto, io ritengo, tra le diverse informazioni. Penso che questo sia fondamentale. Con una delle mie classi stiamo leggendo 1984 di Orwell e lì l'analisi è fatta su una società ovviamente immaginaria, ma non così lontana dalla realtà, in cui c'è il monopolio dell'informazione, si cancella e si modifica addirittura la storia. Lo faccio leggere ai miei ragazzi proprio perché capiscano che bisogna mantenere le antenne alzate ed essere vigili. Alla scuola aspetta questo compito soprattutto. Davide Asquini. Allora, dopo l'imbarazzo di questi messaggi, questi sono i miei studenti, sanno che lunedì si torna a scuola, insomma, fondamentalmente. No, sono stato anch'io dopo le passo i particolarmente... nomi così sa chi interrogare eventualmente. Certamente. Sono stato particolarmente felice di questa trasmissione e dopo aver ascoltato tutti ho in mente più domande che risposte, sinceramente. Potrei però fare una specie di ammonimento, ecco, ai miei ragazzi, cosa che lo faccio quotidianamente in classe, a scuola, perché noi passiamo le ore di lezione non a spiegare come si faceva una volta, ma a discutere, che è tutt'altra cosa. Ovviamente si discute a proposito delle materie, ma una delle materie più importanti è l'informazione e la formazione. Ecco, occhio, dico sempre ai ragazzi, a non addormentare la propria coscienza. Cioè la troppa informazione potrebbe far sì che si faccia a volte disinformazione, come diceva prima Mirko, a volte si tenda, come dire, ad addormentare le coscienze, perché noi facciamo per esempio la lettura del quotidiano in classe e a volte facciamo solo un quotidiano per mancanza di tempo, altre volte si cerca chiaramente di paragonarne altri, insomma, ed è un lavoro estenuante per noi insegnanti, perché è difficilissimo per noi, figurarsi poi per i ragazzi. È difficile perché spesso è scritto in maniera abbastanza complicata, per esempio. Noi tentiamo di parlare, per esempio, di politica. Io non mi vergogno mai di dire, per esempio, cosa ne penso. Perché dovrei farlo, del resto? Chi scrive i libri di storia, tanto per essere chiari, è una persona. Non è una persona oggettiva, ma è stata una persona anche lui soggettiva, chiaramente. Ecco, a me piace parlare in questi termini, ovvero dobbiamo riuscire a discriminare non il vero dal falso, ma semplicemente le opinioni delle persone, l'una dall'altra. La differenza che oggi noto, e poi chiudo, tra per esempio un giornale e un social network è per esempio la lunghezza contro la brevità. In un social network io sfido i ragazzi a dirmi chi legge oltre il titolo fatto da 100 caratteri? Pochissimi poi vanno a cliccare per capire e leggere la notizia in maniera più approfondita. Il giornale, a differenza, di solito non si legge neanche, perché i ragazzi i giornali purtroppo non li leggono. Ecco, non so se le conclusioni che voleva trarre Nicola Strizzola erano altre, però a proposito di questo abbiamo aperto quasi con un confronto, un dualismo molto accentuato fra internet e il giornalismo, come diceva, quasi del vecchio stile, sembrava una tradizionale, vecchio e nuovo mondo. Ma non potrebbe essere invece proprio che invece di imitarsi a vicenda, di rincorrersi al giornalismo magari della carta stampata, potrebbe spettare il compito di approfondire quello che invece è più veloce sulla rete? Cioè potrebbe essere questa una soluzione, una convivenza e anche dare maggiori mezzi ai lettori stessi? L'unica differenza è che effettivamente un foglio di carta che esce ogni 24 ore potrebbe guadagnarsi un po' di tempo e forse di interesse approfondendo. Questo sì, perché bisogna
dico sempre ai studenti, voi dovete giocare sulle vostre differenze, sulle vostre caratteristiche, sui vostri asset, sui vostri vantaggi. Dove tutto è rapidissimo, allora magari avere un po' di più tempo può effettivamente diventare un vantaggio, e vendere un pezzo di carta dove si trovano le stesse identiche notizie gratis in rete, a questo punto uno va in rete. Quindi i giornali, se vogliono sopravvivere online, su carta, devono offrire qualcosa di diverso, allora avranno ancora possibilità di essere cercati da chi vuole qualcosa di diverso. Questa è la sfida che voi, giornalisti, dovete affrontare. Grazie allora a Nicola Srizzolo anche per le informazioni che ci ha dato prima, grazie anche a Lorenzo Marchiori, Francesco Cioli, ormai il mio angelo custode perché ascolta, vigila, è sempre qua in tutti i nostri appuntamenti, e poi quando c'è, insomma, tiene sempre le antenne alte, e ora gli lascio il compito anche questa sera di lasciarmi una riflessione rispetto a quello che abbiamo sentito anche dai ragazzi soprattutto. Oggi abbiamo parlato bene e male di giornalismo. In ogni caso il fatto che il giornalismo si occupa di dare informazione e di interpretare quella che è la realtà, e che lo abbiamo trattato così male questo giornalismo, ci deve far pensare che in realtà stiamo parlando di un'attività umana che è quella di dare informazione, di riportare le informazioni, che forse è una delle più alte, e nel momento in cui diciamo che necessariamente si basa su opinioni, si basa su relatività di pensiero, si basa su scontri e incontri, diciamo che è una delle attività più alte umane e del nostro pensiero, quindi parliamone male, critichiamole, ma vogliamoli bene. Ecco. E utilizziamoli nel modo giusto. Grazie allora, io ringrazio ancora Lorenzo Marchiori del Gazzettino, particolarmente anche per la giornata che gli ho fatto fare, per averlo qui ospite questa sera. Un pochino, ma va bene. È curato bene, è stato curato nelle notizie, hai fatto di corsa per venire a Telefriuli. Spero di sì. Grazie ancora per l'Università di Udine Nicola Srizzolo, grazie mille, grazie ai professori Asquini e Sticoti dell'Isis Manzini, grazie a voi ragazzi per essere venuti qua, al professor Cioli. Io vi lascio con qualche messaggio, non riuscirò a leggerli tutti, però ci sono tanti saluti a Giorgio, Cristiano, Rosa, Salvatore da parte dei fratelli Flebus. Sorridi Giorgio, sei bellissimo. Un saluto a Matilde Copetti dalle sue compagne di squadra del Tavagnacco, soprattutto dalla sua amica Samantha. Chi è nominato, pregate di alzare la mano così verrà inquadrato. Perfetto. Complimenti a tutti i giovani che spendono una serata per un dibattito costruttivo invece di passarla da soli a casa. Salute a tutti da Immanuel, o magari dico in compagnia, in giro, perché non diamo un'immagine così triste. Distinti saluti a Dylan e José, niente meno che distinti. Ma quanto sono belli i nostri ragazzi, ciao Gaia, Sofia, Dario, viva Telefriuli. E poi un saluto alla seconda LS, al professor Asquini da Letizia, saluto anche Xenia, ci sono anche saluti anche per lei. E Davide Asquini, presente in trasmissione, ha perfettamente ragione, grande uomo e grande esempio per tutti. Devo dire la verità che l'hanno scritto ancora prima che parlasse, devo essere sincera. Hanno sbagliato i tempi. Mandi seconda LS, viva il professor Asquini e il Manzini. Tutto il tempo lui. Ciao Mirko da Deborah. E poi, mi spiace tanto non essere venuto a venire stasera, bellissimo argomento, volevo sapere Davide Ronco, un bello smile per lui. E poi un saluto alla Chieu da Elisa, perfetto. Vai Iura, grande, un saluto al grande Mattia, l'avevamo già detto, beh direi che ce l'ho fatta, ho salutato tutti, benissimo. Grazie, ci vediamo tra una settimana, ciao. Senza canzoni stasera.